Possiamo qui testare 1000 persone al giorno con questi test sierologici rapidi, avere quindi un quadro immunologico della circolazione virale nella nostra popolazione in alcune categorie particolari che sono rimaste esposte in questo periodo. I primi a sottoporsi al test sono stati gli uomini e le donne dell'Arma dei Carabinieri, dopo che nella mattinata il rodaggio della struttura aveva sottoposto gli atleti della Benetton Rugby allo screening sierologico. Oltre una cinquantina di operatori del Dipartimento della Prevenzione dell'US2, della Croce Rossa e della Protezione Civile Trevigiana sono stati impegnati proprio alla gestione di queste 10 postazioni per fare lo screening. A gruppi di 100 all'ora, quindi 100 persone ogni ora, che parcheggeranno singolarmente, che arriveranno con distanziamento rispettato, che verranno gestite con questi test in maniera del tutto adeguata dal punto di vista appunto dell'isolamento, del distanziamento sociale. Porteremo avanti questa operazione complessa che coinvolgerà complessivamente 12-13 mila persone. Poche gocce di sangue per capire se c'è stato contatto con il virus e se sì, il passo successivo è il tampone e se occorre l'isolamento della persona. Isoliamo queste persone positive al virus, loro e i loro conviventi familiari e contatti stretti, e li teniamo isolati appunto per quei 21 giorni necessari alla chiarificazione virale, alla scomparsa del virus, che verificheremo con 2 nuovi tamponi per poi liberare definitivamente la persona. Se, come penso, i numeri saranno molto contenuti, vuol dire che abbiamo una popolazione, diciamo, è vero, rimane ancora esposta, quindi massimo rigore nei prossimi giorni, però stiamo andando verso una fase di maggiore sicurezza.